Chi ha avuto un contatto stretto con lui in discoteca è meglio che senta il suo medico di famiglia per vedere se è il caso di fare la profilassi, tenendo anche conto che la profilassi è una compressa da 500 milligrammi e basta, e con quella uno si copre e fa la profilassi. L'appello arriva direttamente da Francesco Benazzi e riguarda tutte quelle persone che sono entrate in contatto con Marco Innocente nei giorni scorsi, soprattutto in 2 discoteche, la prima nel Trevigiano, il Max Max di Caerano San Marco, la seconda nel veneziano, la Capannina di Jesolo. Alcuni giovani peraltro sono già stati allertati dalla stessa ULS 2. Sono stati contattati anche ovviamente quelli che hanno frequentato la discoteca a Caerano San Marco e anche la Capannina. Il servizio di igiene pubblica, il dottor Messembiante e i suoi collaboratori si sono mossi molto bene e stanno, grazie anche all'aiuto dei colleghi, dei suoi colleghi, dei suoi amici, contattando tutte le persone che hanno avuto un contatto. Ricordo che deve essere un contatto ravvicinato con le goccioline, chiaramente, quindi chi è stato a distanza non ha questi problemi. Alla fine il numero delle persone potenzialmente interessate potrebbe essere molto elevato. Una nota è stata diramata anche ai medici di base. Nessun allarmismo, avverte Benazzi. Certo, niente va lasciato al caso e ricostruire gli ultimi giorni di Marco e le sue relazioni ora è fondamentale. Innocente, 22 anni, ha accusato i primi sintomi, rinite ed epistassi mercoledì, mentre già giovedì erano subentrati una leggera febbre, cefalea, stanchezza marcata e vomito. L'aggravamento nella notte tra giovedì e venerdì con la comparsa di difficoltà respiratoria, dolore alle gambe e macchie al tronco e al volto. Da qui il ricovero in pronto soccorso e il decorso tragicamente rapido fino al decesso. Ore frenetiche con il sospetto diagnostico di una malattia invasiva da meningococco confermato dagli approfondimenti, individuato come responsabile il sierotipo B. Immediata la profilassi dei contatti più stretti, familiari in testa. Sono già state contattate 30 persone che sono, come dire, contatti ravvicinati e messi ovviamente in profilassi. Siccome i tempi sono abbastanza lunghi da quando lui evidentemente purtroppo ha avuto questo episodio, noi ci auguriamo che effettivamente si possa pensare che poche persone siano venute poi alla fine a contatto nella fase importante che è la quarta giornata, dove lui potrebbe essere, ecco, contagioso.